Abbiamo giocato contro una squadra tra le migliori del campionato e la seconda miglior difesa del campionato, quindi la dice lunga su quanto poteva essere difficile scardinarli, però è vero che la palla inattiva ha sbloccato la partita. È anche vero che probabilmente sono quelle partite proprio che le sblocchi su palla inattiva, perché deve venire fuori un episodio di un certo tipo offensivo e in quel momento loro hanno ballato sull'azione, sull'inserimento ottimo di Endoi, che partendo dall'esterno si è buttato dentro centralmente, e lì abbiamo creato la situazione del calcio di rigore. Però una partita vibrante, tatticamente giustamente vissuta dal primo all'ultimo secondo, con diversi modi di cambiare la partita e anche sistemi di gioco. Però l'abbiamo portata a casa, sapevamo che era rischioso fare dei falli al limite dell'area come è successo, perché Marangón è un grandissimo giocatore su queste situazioni, però insomma abbiamo concesso poco e quello che conta è aver portato a casa appunto i 3 punti. Sì, mi è piaciuto molto sia la difesa sia il solito Radrezza, che insomma sia in interdizione che in creazione fa buone cose, ma anche Endoi, perché c'è anche cavalcate, insomma è stato fatto dallo scambio tra lui e Michelotto che è nato l'episodio del rigore. Sì, giustamente queste coppie che hanno lavorato benissimo fra di loro, anche Caporali con Cabine, sono state create delle situazioni importanti, però ripeto, una difesa rocciosa come quella della Dese non era facile scardinare. Ma questo modo di interpretare la partita è stata ottima da parte dei ragazzi. È chiaro che si è riaperta con quel 2-1, però è vero che dopo secondo me non abbiamo più rischiato nulla e abbiamo portato a casa 3 punti in virtù di un'attenzione secondo me sopra le righe rispetto alle altre partite. In Coppa lui avevate strapazzati per bene, mi ricordo 3-0 con un risultato maturato già nel primo tempo. Sì, però la Dese quel giorno aveva giocato molto rimaneggiato, quindi la Coppa Italia sai insomma che sono partite in cui giocano di solito i giocatori, giocano meno, però sicuramente insomma era stata una partita ottima, ma quello che conta adesso è il campionato e quindi ulteriore iniezione di fiducia, e affrontiamo l'ultima del girone d'andata con quella voglia che è necessaria per portare a casa un risultato importante per un campionato importante come si vuole fare il Campodarsio.